A Sedegliano, presso il Teatro Plinio Calabassi, hanno indetto una conferenza dal titolo Ecosostenibilità, dalla crisi ambientale globale a nuove idee per il Medio Friuli. La serata era organizzata dai sindaci di 4 comuni, Flaibano, Sedegliano, Basigliano e Mereto di Tomba. È stato un successo di pubblico impressionante. Ho incontrato il famoso climatologo e meteorologo Luca Mercalli, al quale ho chiesto se si considera più ottimista o pessimista, mentre Massimo Moretuzzo mi ha spiegato la concretezza del progetto legato al pane del Medio Friuli. Non possiamo nasconderci che i problemi ambientali sono ormai arrivati a un livello estremamente preoccupante, a livello globale, dai cambiamenti climatici a tutte le problematiche ambientali, tossicità nell'ambiente, rifiuti, inquinanti di ogni genere, perdita di biodiversità, ce n'è per tutti. Per troppi anni li abbiamo ignorati, abbiamo fatto finta di niente, addirittura abbiamo deriso e vituperato la scienza che li studiava e li portava in evidenza al mondo, alla società e alla politica. Oggi sappiamo che questi sono diventati problemi politici all'ordine del giorno. Una conferenza come quella di Parigi sui cambiamenti climatici ormai è diventato un po' la necessità di prendere provvedimenti alla veloce in poco tempo, perché abbiamo perso 20 anni in viscosità di decisioni e di interessi che non permettevano di esprimere quello che era giusto fare subito come cura, almeno per quanto riguarda il clima. Quindi io direi c'è un pessimismo della ragione. Se uno guarda i dati, quelli sono. I danni sono già in corso. L'ottimismo è quella piccola parte di speranza che rimane di fronte ai processi della società, che sono dei processi caotici. Esattamente come certi processi fisici nel nostro mondo reale sono dei processi caotici, dove un piccolo cambiamento ne può innescare in cascata altri che si amplificano, di solito in peggio. Nella società forse c'è anche la speranza che piccoli cambiamenti locali possano generare una cascata di conseguenze positive, cioè accelerare dei cambiamenti culturali che per ora non partono. È forse su questo elemento che io ripongo la mia piccola fetta di ottimismo. Il fatto che da molti anni le informazioni, anche grazie a internet, stanno circolando, si moltiplicano i momenti di condivisione con un pubblico, le sale sono piene, i cittadini vogliono capire, vogliono conoscere, e anche la politica lentamente sta riconoscendo che bisogna fare una sterzata. Per ora i risultati sono pochi, ma proprio come nei sistemi caotici, forse a forza di fare piccoli spostamenti si mette in moto una sorta di effetto domino. Ecco, solo se quell'effetto domino partirà, allora in pochi anni potremo riguadagnare il terreno perduto e avere veramente quella rivoluzione culturale che ci può portare, se non alla soluzione dei problemi, ma almeno alla minimizzazione dei danni. Abbiamo scelto la filiera del pane e dei cereali proprio perché ha a che fare con la concretezza e la quotidianità delle persone, oltre che a tutti i valori simbolici che ha. Ci sono già delle cose concrete che si stanno verificando, per cui noi oggi abbiamo già 15 aziende che hanno messo a disposizione oltre 40 ettari di terra. Di questi 20 in queste settimane, proprio in questi giorni, sono seminati a frumento panificabile con semi biologici, e queste aziende sono impegnate a lavorare, a coltivare questa terra con le tecniche dell'agricoltura biologica e biodinamica, e quindi c'è già una forte concretezza. Adesso ci aspettiamo che dopo le aziende ci sia un forte coinvolgimento da parte dei mulini della nostra zona, degli esercizi commerciali, quindi di quelle piccole attività di distribuzione che sono anche uno dei punti vitali, no, delle nostre comunità, che ci sia una forte attenzione da parte dei panifici, molti dei quali hanno già manifestato un loro interesse, e che i cittadini come stasera insomma dimostrino la loro vicinanza e anche facciano sentire le loro ragioni in qualche modo, portando delle idee e dei contributi in questo senso. I segnali quindi concreti ci sono già, ci aspettiamo di proseguire su questa strada. Ecco, l'auspicio poi è anche che questo esperimento diventi un sistema davvero di economia locale, e quindi anche grazie alla Regione, ai contributi che potranno arrivare attraverso il piano di sviluppo rurale, riusciamo ad allargare i confini di questa sperimentazione, riusciamo davvero a rubare dei pezzi di economia vera, di economia locale, per far sì che si esca dalla nicchia, no, della sperimentazione, si arrivi invece davvero a portare più soldi nelle tasche dei cittadini, più soldi nelle tasche delle imprese e delle aziende agricole, ma anche più benessere insomma per il nostro territorio e più qualità della vita nel Medio Friuli. Per il Ponte News, Marco Mascioli.